Cari amici, bentrovati a questa nuova puntata di Mezzogiorno con Mirko. Un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono dalle frequenze di Radio Conegliano, che noi mai dimentichiamo, anche se siamo un programma soprattutto televisivo, e quindi mi allaccio anche per dare un saluto anche a chi ci segue o dai canali ovviamente in streaming, YouTube e quant'altro, oppure attraverso le frequenze di Veneto Globe, che ricordo venetoglobe.com, una delle televisioni assolutamente più digitali e digitalizzate, quindi anche chi è in radio adesso su Radio Conegliano, se vuole vedere le nostre ricette, le ricette di A Mezzogiorno con Mirko, vada su venetoglobe.com, scorre i video finché trova la faccia mia e quella della nostra bellissima chef Arianna, che invito a entrare. Ciao Arianna, ben arrivata in cucina, e che trova appunto le nostre facce lì che gli raccontano qualche ricetta e qualche cosa di particolare. Oggi abbiamo due sorprese per voi, perché diciamo una nostra ascoltatrice ci ha fatto un piccolo appunto, ha detto: guarda, ti ascoltiamo sempre in radio, però le tue ricette sono un po' difficili, cioè le tue, in realtà sono le sue, Arianna, giusto? Non sono le mie, le nostre ricette, però sono un po' difficili. Allora abbiamo detto: vabbè, facciamone una veramente semplice. E quindi oggi cosa faremo? Facciamo i popcorn col caramello salato. Il popcorn col caramello salato, sì. Quindi una ricetta assolutamente che direi banale. Allora, prima di addentrarci ai popcorn, partiamo intanto, mi spieghi un po' lei la ricetta, perché poi ho due chicche sul popcorn, perché è una ricetta semplice, però che in realtà anche fare il popcorn presta a qualche piccola difficoltà. Diciamo che una volta tutti lo sapevano fare, adesso, causa le buste pronte di popcorn che si mettono in microonde o così, nessuno sa più fare i popcorn sulla padella e ci vuole qualche piccolo accorgimento anche per fare questi. Vada intanto. Allora, si utilizza ovviamente il mais. Io ho preso quello da popcorn, ovviamente questo qui è più piccolino e poi evidentemente avrà dei trattamenti diversi. È un mais speciale, sì, è un sicuramente mais il mais da popcorn è un mais speciale, esatto, che appunto trovate in tutti i negozi. Comunque sì, nei negozi si trova, c'è scritto, quindi è molto evidente anche sul packaging. E niente, l'unica cosa che dobbiamo fare è avere una padella e un coperchio, perché sennò facciamo danni in cucina e vanno tutti in giro. Allora, il popcorn, questo per farvi capire, esatto, intanto la cena, per farvi capire intanto di cosa stiamo parlando. Il popcorn aumenta circa di 500 volte il suo volume, quindi se io metto una cosa cioè di una certa volume, dobbiamo pensare che diventa 500 volte più grande, quindi la padella prendete veramente quella più grande che avete in casa e possibilmente, come nel nostro caso, chi magari in radio non ci vede, però chi è in TV lo vede, magari dotatevi di un coperchio trasparente, perché quello ci aiuta sicuramente a controllare la cottura del popcorn. Una delle più grandi, diciamo di così, dei grandi errori che si fanno con il popcorn è soprattutto non scaldare uniformemente la padella proprio per questo motivo molte volte il popcorn si brucia un po'. Ora, siccome il popcorn è una ricetta che va sicuramente consumata dai bambini, è una cosa, sottoporre diciamo un cibo bruciato a un bambino non è che sia diciamo il massimo, quindi quello che vi raccomanderei è proprio trovare padelle con un sfondo. Vedete che sono cose semplici, però in effetti nessuno ci pensa poi che per dare una cosa buona a un bambino, un popcorn, alla fine gli diamo una cosa bruciata con acroleine, quindi che diciamo da un certo punto di vista non adatta alla sua alimentazione. Quindi alcuni consigli che vi avevo promesso: 1, prendere una padella alta; 2, prendere una padella capiente; 3, una buona distribuzione della fiamma, chi come nel nostro caso ha le piastre a induzione piuttosto che altri tipi di fuochi a casa può usare le altri, però chi ha il gas, mi raccomando, una buona distribuzione della fiamma e soprattutto appunto cercare un mais che sia adatto, perché in base all'umidità del mais anche lì potrebbe scoppiare o non scoppiare il popcorn. E infine, qualora il popcorn, comunque fate tutto correttamente, non scoppia a sufficienza, potrebbe essere anche un popcorn difettoso, ovvero difettoso vuol dire che ha la crusca, cioè la parte esterna diciamo del seme, un po' magari deteriorata, perché il motivo per il quale il popcorn scoppia è perché la parte esterna, quella gialla del semino, praticamente è chiusa ermeticamente rispetto alla parte interna che è la più umida, quindi la parte interna umida
con il calore, appunto, come vedremo adesso, va a scoppiare, ecco, appunto, come dicevamo. Allora, vada. Qui in teoria dovremo prendere un pochino di carta, bagnarla con dell'olio e diciamo andare a inumidire la padella. No. Noi lo facciamo per sicurezza. Diciamo che se noi abbiamo una padella antiaderente, in teoria non ce n'è bisogno, però non costa niente farlo, quindi gli diamo una passata. Sì, gli diamo una passata. La padella la facciamo scaldare un pochino prima e poi la andiamo a ungere dopo, perché se noi facciamo il processo inverso, quindi la ungiamo prima, rischiamo di andare a bruciare l'olio e appunto non è che faccia così bene. Quindi la facciamo dopo, quando è ancora già un po' calda. Bene. E poi andiamo a mettere i nostri chicchi. Ovviamente in base alla grandezza della padella che avete, ecco, se ne mettono pochini, tanto non ci vuole tanto a farli, quindi insomma magari li fate in 2 o 3 volte, ma devo è dire, sempre... peraltro, che il popcorn è anche un po' sottovalutato, secondo me, o meglio, più che sottovalutato, è diventato, è andato fuori moda un po', cioè tranne quando si va al cinema, ecco, al cinema, però in casa, io ricordo quando ero piccolo, mia madre me li preparava, non dico spesso, però me li preparava. Ora, gli anni che stiamo vivendo, mi sembra che le mamme moderne non preparino più popcorn, e piuttosto magari in casa diano snack molto più calorici, tipo le patatine, tipo dei pezzi di cioccolato, tipo queste merendine, perché il popcorn, come avete visto insomma, chi ha avuto la fortuna di vederlo nelle frequenze di Veneto Globe, ma chi è alla radio ve lo spieghiamo, abbiamo messo veramente 2 cucchiai in una padella da 28 cm di diametro di chicchi, quindi cioè, si sta mangiando, cioè riempirà la padella e quindi il bambino, perché mangerà più aria che esatto. Prodotto, voglio dire, quindi anche da questo punto di vista sicuramente è uno snack, cioè un prodotto interessante. Arianna, mentre va al popcorn, io ho l'occasione di chiamare qui con noi Giorgio Grisotto dell'Università degli Anziani di Belluno-Feltre. Questo perché? Perché ho pensato che in questa giornata in cui parlavamo di popcorn, che è un prodotto per i bambini, in realtà chi meglio di un anziano può, diciamo così, parlarci un po' di cosa vuol dire tornare bambini, ecco, se vogliamo metterla in questo modo, perché io ho avuto la fortuna di fare una lezione presso l'università e gliel'avevo un po' promesso, gli ho detto: Giorgio, guarda, voglio che una volta vieni in trasmissione, perché ho scoperto un mondo che non conoscevo, ho scoperto il mondo di un gruppo di anziani che in realtà studiano come dei giovani, studiano, ecco, tieni un po' più vicino, allora raccontaci un po' di questa università, cioè, come è nata, di cosa si occupa, quante sedi ha? Beh, nella provincia di Belluno hanno 14 sedi, quella di Feltre e Belluno sono le più grandi, poi Longarone, Quero, da Fonzaso fino in Cadore abbiamo 14 sedi. Le varie temi sono dalla medicina alla poesia, alla letteratura italiana, storia, tutto quello che riguarda qualsiasi studio. Noi noi facciamo 2 volte alla settimana 2 lezioni, possibilmente o 1 o 2 alla settimana, dipende dai vari insegnanti, perché non è facile trovarli, che ci facciano lezioni, ma facciamo 2 ore al martedì e 2 ore al giovedì. E si fa di tutto, ci è capitato anche fare una lezione anche noi sul popcorn, anni fa. Una lezione di popcorn anche all'università? Ce l'ha insegnato, per noi avevamo un ingegnere chimico che ci ha spiegato il motivo su tante ricette, come funziona anche una padella, il perché si scalda, tante cose. Adesso non sto a dire perché è una cosa tecnica, bisognerebbe spiegare certo. Poi tecnicamente, però l'abbiamo avuto anche noi nella lezione da un chimico che ha spiegato molte cose. Come vedete, intanto che Giorgio ci racconta, noi qua il popcorn, adesso io scoperchio un attimo, vediamo se è fortunato il nostro regista, ecco, vedete che ha già iniziato a scoppiare, ecco, come la cosa più bella del popcorn è questo, cioè è aprire la pentola e poi qualche chicco che vada fuori, appunto. Come diceva giustamente Giorgio, io ho avuto l'occasione di incontrare questa università perché hanno fatto una lezione di cucina sul cioccolato. Io sapete che sono esperto appunto di quel tipo di prodotto e
quanto la cucina è sentita negli ultimi anni, anche diciamo dagli anziani. Gli anziani, parlo di mia nonna, voglio dire, hanno sempre avuto la cucina nel cuore, no? Però negli ultimi anni nei giovani c'è stato un boom di interesse verso la cucina. Negli anziani è uguale oppure... Da noi è diverso, perché noi la cucina la facevamo, solo dobbiamo vedere le diete. Perché diete. noi purtroppo siamo anziani e dobbiamo stare a dieta. E anzi, e non solo a dieta, dobbiamo usare la dieta, ma con anche il movimento, camminare, fare delle camminate, o bicicletta, quello che si vuole, ma non solo mangiare, fare dei movimenti, perché noi purtroppo non siamo più giovani, dobbiamo seguire una specie, una cosa particolare. E per questo fate delle lezioni ad hoc anche per un'alimentazione Sì, corretta? noi abbiamo dei medici che ci seguono e ci spiegano proprio alcune cose, come dobbiamo comportarci, anche nei cibi, cosa mangiare, cosa si fa bene, cosa non si fa bene, le verdure come ai bambini, tutte le cose che ci possono essere utili. Benissimo. Va bene, allora noi siamo verso la fine della nostra ricetta. Avete visto che più o meno, insomma, senza correre troppo sull'acceleratore, ci abbiamo messo un 5 minuti, dai, vogliamo dire 5 minuti, per far scoppiettare i nostri... Stanno ancora scoppiando qualcuno, sì, stanno ancora scoppiando. Volevo scusarmi, ma tu hai detto che ci volevano salati? Ma no, qui facciamo un caramello salato, perché non vogliamo... Allora, siccome... diciamo, la dieta la faremo domani, Domani, no? sì. L'attenzione, ecco, siccome la dieta la faremo domani, oggi vogliamo condirli bene, no? Quindi se vi piacciono al naturale, dietetici, così, se invece volete qualcosa in più, ecco. No, noi abbiamo i medici che dicono che di usare poco sale, per quello che ho chiesto. Sì, però, allora mio padre, adesso svelo una cosa così che dice mio padre, no, io sono favorevole di mangiarli così, io poi sapete che di recente ho fatto anche una dieta, quindi sono uno di quelli a favore della cucina sana, sono un baluardo da questo punto di vista, però mio padre ogni tanto mi dice sì, però di qualcosa bisogna morire. E allora insomma oggi vediamola in questa filosofia, dai, che togliamoci questo sfizio di fare appunto qualcosa di goloso, ecco, mettiamolo così. Allora, fatti i popcorn. Non li saliamo, perché noi non andiamo a mettere del sale direttamente e farlo sciogliere, ma facciamo un caramello salato, quindi in realtà di sale ce n'è poco, il problema è che c'è lo zucchero, dai. Bene, abbiamo però utilizziamo lo zucchero di canna. Nella padella mettiamo, nella padella calda, quella che abbiamo utilizzato per i popcorn, va benissimo, mettiamo un po' di zucchero di canna. Si utilizza quello di canna perché fa meno male, poi perché caramellizza prima, e nel zucchero di canna andiamo a mettere 2 pizzichi di sale, quello normale da cucina. Quindi diciamo che per i nostri amici che ci ascoltano dalle frequenze di Radio Conegliano, potremmo dire su 2 cucchiai di zucchero potrebbero essere mezzo cucchiaino, no, meno. Ma no, meno. Un quarto di cucchiaino sì, di sale. Dai, un pizzico di sale. Il pizzico è quello con il pizzico è quello con 2 dita, mentre la presa è quella con 3 dita. Qui anche ho svelato una piccola, perché non tutti sanno, un pizzico è fatto con 2 dita. La presa di sale è fatta con 3 dita. Il pugnetto invece, vabbè, con tutta la mano, ovviamente. Infatti la presa è... i vecchietti una volta prendevano ecco, il tabacco da naso, esatto, vedi? Anche queste sono cose... Vedi, l'importanza, secondo me, di valorizzare anche gli anziani dell'università, così, è perché hai una grossa fetta di conoscenza passa da lì, voglio dire, no? Cioè sono le persone anziane che possono insegnare e tramandare anche la cucina, appunto, perché anche la cucina. Ok, il nostro caramello è pronto. Benissimo. Che noi facciamo a secco, quindi non aggiungiamo acqua né niente. Allora, io, cara Arianna, se mi dà un cucchiaio. Ecco qua. No, eccolo. Allora io le dispongo, noi siamo abituati, diciamo così, a impiattare i nostri piatti, anche se questo sarebbe meglio dentro in una bella ciotola, in una ciotolina, oppure in una bella mug. Avete presente le mug, che sono quelle tazze un po' all'americana? Allora adesso io ne faccio assaggiare uno anche al nostro, vediamo, questo senza sale, senza niente, così va bene anche per la dieta. Vediamo il nostro buonissimo, ecco, buonissimo. Ha l'approvazione anche dell'università degli anziani.
e sopra, ecco qua che ce lo fa vedere bene Arianna, sopra Sì. non abbondiamo, No. sopra i nostri popcorn aggiungiamo questa pioggia, diciamo, di caramello, Esatto. no? Lo facciamo magari appunto come lo fa Arianna, o con la frusta o con una forchetta, in modo che Sì, proprio in modo diventi un che- piccolo esatto. filo e bagni un po' tutto, però insomma senza esagerare. Sì. Ricordiamo l'hashtag che vedete qui sotto, MGCM, per comunicare con noi, mezzogiorno con Mirko, appunto il significato dell'hashtag. Vi ricordiamo le frequenze di Radio Conegliano e di venetoglobe.com, dove potete rivedere i nostri video, dove potete comunicare con noi, ma non solo, darci anche dei suggerimenti, delle nuove idee, degli spunti, e ovviamente se volete venire a trovarci in trasmissione potete anche chiedercelo, che noi volentieri vi aspettiamo. Alla prossima! Ciao.